ore gli investigatori hanno individuato 3 persone che avrebbero agito poco dopo le 3 di notte. Tra loro un veneziano, ci sarebbe anche uno straniero. Continuano le indagini per cercare di ricostruire il tragico incidente in via Spalti a Mestre, in cui un uomo è morto in un cassonetto. Sul posto ci sarebbe stata una seconda persona. Una class action per chiedere i danni dopo essere rimasti 30 ore fermi con la nave da crociera a Porto Marghera per un guasto tecnico. L'azione dei passeggeri, la motivazione: vacanza rovinata. Sindacati ed RSU della Speedline hanno incontrato il governatore Zaia per aggiornarlo sull'avvertenza e chiedere un ulteriore supporto politico. Domani incontro al Mise. Fa discutere in Consiglio regionale l'assunzione dei medici neolaureati. L'opposizione ha presentato delle proposte di modifica alla riforma, ma le possibilità che vengano accolte sembrano poche. Basket, la vittoria di gara 1 dell'Umana Reyer all'avvio dei play-off contro Tortona ha dato entusiasmo alla squadra, che ora si carica per gara 2 e gara 3. È italiano il podio della Europe Triathlon Cup di Caule, che conquista 3 medaglie d'oro e una d'argento nella 3 giorni di gare internazionali tenutesi tra Caule, Porto Santa Margherita e Altanea. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano anche questa sera lo sfregio alla Basilica Palladiana del Redentore a Venezia. Investigatori sulle tracce di almeno 3 presunti colpevoli. Si stringe il cerchio attorno ai presunti colpevoli autori dello sfregio alla Basilica del Redentore alla Giudecca a Venezia. Almeno 3 i soggetti individuati grazie alle telecamere presenti in città, ma anche grazie a un testimone chiave. Polizia locale Digos sulle tracce del gruppetto, tra cui un veneziano e uno straniero che vive e lavora stabilmente in città. Avrebbero agito tra le 3:15 e le 3:45 della notte tra domenica e lunedì scorso. L'appello ai responsabili da parte del frate superiore custode della Basilica. Costituitevi, dice. Di collaborare con le indagini, insomma, al più presto, fare chiarezza su questo. Direi di costituirsi, penso che sia la cosa che potrebbe essere più adeguata. Si indaga pure sulla natura della scritta, per la quale si sta verificando l'ipotesi di una matrice di stampo terroristico, lasciando aperta anche l'idea di una formula matematica che tanto richiama alla memoria e alla storia del codice da Vinci. Ipotesi tutte al vaglio degli inquirenti. Quanto alla tesi sul tipo di punizione da infliggere ai colpevoli, Fratinello preferisce parlare di un percorso educativo. Perché possono prendere consapevolezza di quanto è capitato e usare, magari per quelli che hanno idee di fare questo tipo di imbrattamento, oppure anche per i giovani, usare la propria esperienza dove c'è stato questo atto invece per sia un percorso di promozione artistica, un percorso di sensibilizzazione, però ecco, la consapevolezza di quanto è accaduto sarebbe importante per loro. Continuano le indagini per cercare di ricostruire il tragico incidente in via Spalti a Mestre, in cui un uomo è morto stritolato in un cassonetto. Ci sarebbe stata una seconda persona venerdì notte in via Spalti a Mestre, dove un uomo di cui ancora non si conosce l'identità, ma che probabilmente era un senza tetto, è rimasto stritolato in un cassonetto della Caritas per la raccolta dei vestiti usati, probabilmente mentre tentava di estrarne alcuni. La polizia ha infatti acquisito un video registrato dalla telecamera di sorveglianza di un residente della zona, che riprende la scena, e anche un'altra persona. Gli inquirenti dovranno ora accertare se sia arrivata in un secondo momento oppure se abbia assistito dall'inizio a quanto stava accadendo. Secondo gli investigatori, la vittima si sarebbe infilata autonomamente con la testa nel cassonetto e confidano di ottenere riscontri dal video, nonostante le immagini non siano così nitide. Quando sono intervenuti sul posto, gli agenti non hanno trovato alcun documento che permettesse l'identificazione. Volto e impronte non figurano nell'archivio delle persone con precedenti penali o di polizia, né in quello dei servizi sociali del comune e della Caritas. Al momento non è possibile sapere se sia morto soffocato tra gli abiti oppure se sia stato schiacciato dal meccanismo di funzionamento del cassonetto. Richiesta di risarcimento danni alla MSC per essere rimasta bloccata circa 30 ore a Porto Marghera lo scorso aprile a causa di un guasto tecnico.
Circa 40 degli oltre 1000 passeggeri che lo scorso 23 aprile si trovavano a bordo della nave MSC Sinfonia, rimasta bloccata per quasi 30 ore a Porto Marghera, si sono rivolti a un'associazione che tutela i consumatori per chiedere un risarcimento danni. Quel giorno la nave avrebbe dovuto salpare alle 16 per una crociera di una settimana con diverse mete, tra cui Grecia e Montenegro, ma a causa di un guasto tecnico è riuscita a ripartire solamente il giorno seguente alle 21. In quelle 30 ore i passeggeri sono quindi rimasti bloccati a Porto Marghera con vista container. Per porre rimedio la compagnia ha offerto una visita a Venezia a cui hanno partecipato circa 500 passeggeri. Per la partenza ritardata ha invece stabilito un risarcimento del 30% sulla spesa totale. I passeggeri della class action però chiedono di più. Un rimborso dei 3/5 della spesa sostenuta per la crociera, oltre a 500 euro a testa per la vacanza rovinata e comunicazione inadeguata. Secondo quanto riferiscono dei passeggeri, alcune mete previste nella crociera sono saltate, quindi non avrebbero potuto visitare né Santorini né Mykonos. Ecco perché chiedono un risarcimento maggiore. La diffida è già stata inoltrata all'MSC. Sindacati ed RSU della Speedline hanno incontrato oggi a Venezia il presidente della regione Zaia per aggiornarlo sulla vertenza e chiedere un ulteriore supporto politico oltre a quelli dell'unità di crisi del Mise e dell'assessore Donazzan per esercitare maggiore pressione sulla multinazionale Ronald, proprietaria dell'azienda di Santa Maria di Sala. Zaia ha puntualizzato che l'obiettivo della regione è e rimane quello che la proprietà riveda le proprie decisioni e che non venga chiuso lo stabilimento di Santa Maria di Sala. L'incontro di oggi con la Regione rappresenta un passaggio importante alla vigilia dell'incontro che si terrà domani alle 14 al Mise. E venerdì prossimo 20 maggio anche a Venezia sarà sciopero dei trasporti ACTV contro la guerra e le ripercussioni sociali nell'ambito dello sciopero generale di 24 ore. Ne danno notizia le sigle sindacali organizzatrici dello stop USB e SGB, con ACTV che informa potrà prendervi parte anche il suo personale con lo stop di Vaporetti, tram, bus e del People Mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l'ufficio AVM di Mestre con i parcheggi, cioè l'autorimessa di Piazzale Roma, Park Sant'Andrea, Park Candiani e Park Costa. Siamo alla politica con le elezioni amministrative. Continuiamo a conoscere i candidati sindaco a Mira. Oggi è il turno dell'unica donna mirese doc, si tratta di Vanna Baldan. Funzionario all'Ustre Serenissima, attiva politicamente e amministrativamente a Mira da 16 anni, Vanna Baldan è l'unica candidata donna che corre alle elezioni comunali di Mira. Si presenta con la lista civica Gente di Mira, fondata nel 2012, con cui si era già candidata a sindaco nello stesso anno. Siamo consapevoli che a Mira, come tutti i comuni, ha delle difficoltà in questo momento perché c'è carenza di dipendenti e ci sono anche varie problematiche da risolvere. Però io sono convinta che con la mia squadra, che è fatta di persone anche nuove e motivate, e insieme ai miresi riusciremo, e insieme ai giovani, sottolineo, i giovani che sono il nostro futuro, riusciremo a affrontare i problemi, perché noi siamo aperti a quelli che sono i contributi dei miresi. Baldan vive con il figlio ed è nata e cresciuta a Mira, per questo evidenzia ne conosce pregi e difetti. Nella sua lista trasversale sono presenti 9 donne e 9 uomini. Nel programma confluiscono idee e linee di azione per realizzare politiche pubbliche con determinazione e responsabilità, ci tiene a precisare la candidata, il cui intento primario è quello di voler scrivere una nuova pagina per Mira insieme ai giovani e ai miresi. Se io sarò sindaco, diciamo che i primi punti che affronterò sono il lavoro, lo sviluppo, i giovani, il PAT che lo dobbiamo approvare perché è uno strumento importantissimo sia per le imprese che per i cittadini di sviluppo della città, il distretto sanitario per il quale non è ancora stata posta la prima pietra e il PAT, ricordo che sono più di 10 anni che appunto se ne parla e non è stato ancora approvato. E poi ci sono anche altre tematiche collegate anche all'ambiente, perché noi abbiamo molte idee per quanto riguarda le energie rinnovabili, le comunità energetiche e altre problematiche che impattano per la comunità.
E adesso le comunali, questa volta a Santa Maria di Sala, finisce l'era Fragomeni, è corsa a 3 per il centrodestra, 2 avvocatesse contro l'assessore uscente Natascia Rocchi e Simonetta Campanaro per la Lega. Stasera conosciamo il candidato del centro-sinistra Leandro Favaro. Leandro Favaro, 70 anni il prossimo dicembre, pensionato, ex impiegato tecnico alla centrale termoelettrica di Fusina, è il candidato sindaco a Santa Maria di Sala per il centro-sinistra con un'unica lista, la Civica Insieme per il Bene Comune, dove confluiscono esponenti del PD, del mondo del sociale e civile, con la presenza di un ex consigliere comunale dei 5 Stelle. Ho sempre vissuto in questo territorio, nel comune di Santa Maria di Sala, sono sposato. Ho 4 figli, ho anche 4 nipoti. Consigliere comunale uscente della Civica Andrello, sindaco, le ragioni per cui si candida. Per portare all'interno del nostro comune anche l'espressione della sinistra di Santa Maria di Sala. I punti salienti del suo programma elettorale. La priorità principale è quella della costruzione di un asilo nido, in modo da dare anche alle donne e alle mamme che hanno problemi dove mettere i propri figli e così possono continuare con il proprio lavoro. Sempre nel sociale bisogna pensare anche agli anziani, visto che il nostro territorio comincia ad avere le persone un po' datate, come si può dire, insomma. E quindi l'assistenza sanitaria attualmente con una pandemia è diminuita notevolmente, quindi anche come amministrazione bisogna pensare a sollevare le persone che seguono i propri cari che sono a casa. Il suo appello. Votare me perché sono una persona del territorio che lavora nel sociale, nella nostra parrocchia e anche attività del comune. Portare avanti soprattutto i nostri ideali di centrosinistra come inclusività, trasparenza e soprattutto perché il sistema comune non sia per singoli ma per la collettività. Fa discutere in Consiglio regionale l'assunzione dei medici neolaureati. L'opposizione ha presentato delle proposte di modifica alla riforma. Un medico specializzando è in grado di operare in un pronto soccorso, di seguire fino a 1200 assistiti come medico di base? La maggioranza in Consiglio regionale sostiene di sì e che quello che si sta andando ad approvare è un provvedimento che andrà a colmare le lacune di personale con laureati in medicina perfettamente in grado di assolvere i compiti che gli saranno chiesti. Quanti specializzandi vi aspettate che arriveranno, per cui quanti assistiti avranno? Questo, quanti specialisti? Noi sappiamo che nel giro di 3 anni ne arriveranno 700 quando finiranno quello che è l'iter. Però con questa norma che andiamo a approvare oggi daremo la possibilità di arrivare a 1200 assistiti anche per gli specializzanti del secondo e il terzo anno. Per l'opposizione invece la riforma avrebbe bisogno di qualche modifica. Quello che diciamo noi è c'è un'emergenza sì, in qualche misura bisogna intervenire anche, ma senza strappare quello che diceva, e cioè accompagnare con un tutor i medici tirocinanti che hanno degli assistiti, perché si deciderà questo, oggi è evidente, ci sembra necessario. Fino al 2006 i medici che diventavano medici di base o medici di famiglia non avevano la specialità, quindi gran parte dei medici che oggi sono in servizio come medici di medicina generale non hanno la specialità. Le opposizioni avevano anche chiesto che i provvedimenti arrivati direttamente dalla Giunta avessero più concertazione anche con le categorie interessate, che sono state poi ascoltate dalla Quinta Commissione. L'ipotesi però che alcuni emendamenti delle minoranze possano essere accolti sembra naufragare in un quadro in cui le opinioni si dividono anche sul perché ci sia una carenza di medici. E sui medici ospedalieri la responsabilità è prima di tutto nazionale, perché lì le borse sono nazionali e la regione può aggiungerne, ma sui medici di medicina generale no, perché sono borse di studio regionali e ci sono regioni che ne hanno messe molto più di noi. Voglio ricordare che la quota delle borse di studio per i medici di medicina generale, quello che compete alla regione sono quote marginali, non sono tutte quote regionali. E il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al progetto di legge 115, appunto questo con le disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e sociali. Il Presidente Zaia ha commentato: bene, sono misure urgenti per curare i cittadini. Dopo un 2020 nero, il 2021 si è chiuso con il segno positivo per l'imprenditoria femminile.
Dopo un 2020 nero, il 2021 si è chiuso con un segno finalmente positivo per l'imprenditoria femminile veneziana. Sono infatti 13.805 le imprese guidate da donne nella città metropolitana di Venezia, un quinto delle circa 67.000 aziende attive in totale. Lo rivela un'indagine degli artigiani del Milanese, un dato incoraggiante non solo nel confronto con il 2020, quando sono state numerose chiusure legate alla pandemia, ma anche rispetto alla situazione pre-Covid del 2019. Erano 13.732 le aziende in mano alle donne. Il saldo positivo è quindi di 177 nuove aperture rispetto allo scorso anno e più 73 rispetto al 2019. Rispetto all'anno precedente c'è un aumento significativo, anche se i dati confrontati con i livelli pre-pandemia ci dicono che non abbiamo ancora recuperato i livelli che avevamo precedentemente. Tra i settori in cui l'imprenditoria femminile veneziana avanza ci sono sicuramente le attività immobiliari. C'è ora anche un bando con risorse importanti dal governo per le imprenditrici. Ecco come funzionerà. È uno degli incentivi più interessanti a livello nazionale per il sostegno e per l'incremento dell'impresa al femminile. Impresa femminile intesa come titolarità al femminile, ma anche come maggioranza al femminile. È stato istituito per la prima volta questo fondo a dicembre 2020, inizialmente con uno stanziamento di 40 milioni di euro. Successivamente con il PNRR è stato stanziato complessivamente 160 milioni di euro. Siamo allo sport, la vittoria di gara 1 dell'Umana Reyer all'avvio dei playoff contro Tortona ha dato molta carica alla squadra che ora è chiamata a giocare gara 2 giovedì gara 3. Le sensazioni sono positive e la concentrazione massima. Abbiamo fatto bene in gara 1 grazie all'approccio fisico molto importante, il commento di Watt, siamo rimasti uniti e siamo riusciti a bloccare le loro mosse più significative. La nostra forza, concluso, è sempre stata la difesa di squadra, anche se è importante fare un ottimo lavoro nella fase a uomo. In gara 2 dovremo essere concentrati, loro hanno giocatori importanti, non dobbiamo distrarci. È italiano il podio della Europe Triathlon Cup di Caorle che conquista 3 medaglie d'oro e una d'argento nella 3 giorni di gare internazionali. Il nuoto. La gara ciclistica. La corsa con staffetta. È italiano il podio della Europe Triathlon Cup di Caorle che conquista 3 medaglie d'oro e una d'argento con l'azzurra Carlotta Missaglia e Angelica Presti, rispettivamente oro e argento per la categoria Elite Donne, e la vittoria di Ewan De Nigro nella prova individuale maschile riservata alla categoria Junior nella 3 giorni di gare internazionali tenutisi nello scorso fine settimana tra Caorle, Porto Santa Margherita e Altanea. A prendervi parte triatleti junior ed elite provenienti dai 5 continenti, oltre al gruppo degli anziani, gli age group. Un totale complessivo di 350 atleti, 120 uomini, 90 junior donne, 70 elite uomini e 70 elite donne. Numeri e storie che raccontano di una località protagonista di competizioni internazionali, con medaglie e podi azzurri e con, è il caso di dire, l'argento vivo addosso. Hanno portato note e colori per Venezia fino al ponte di Rialto. È stata una piccola festa, quella portata in città da musici e sbandieratori del gruppo storico di Megliadino San Vitale. Il ritmo scandito dai tamburi rimbomba improvviso sotto i portici di Riva del Carbon, raggiunge il ponte di Rialto e si spande per il Canal Grande. Tra la sorpresa e la curiosità prima e l'entusiasmo poi di turisti e passanti, sfila il gruppo storico Musici e Sbandieratori di Megliadino San Vitale. Abbiamo fatto la prima esibizione in piazza San Marco, poi ci siamo spostati qua al ponte di Rialto perché per noi è una caratteristica che facciamo tutti gli anni, venire a fare le foto di rito qua al ponte.
Come mai? Innanzitutto perché il luogo da solo è meraviglioso e poi comunque sia per immortalare quello che è per noi l'inizio di un nuovo anno agonistico. Nell'entusiasmo generale viene anche fermata e festeggiata una coppia di neosposi. Sì, infatti ho detto la fortuna della sposa che si è beccata lo spettacolo gratis. Dico, fossi fortunato io, il 25 giugno mi sposo, spero anche io di avere una sorpresa così, dai. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Prosegue l'egemonia dell'anticiclone africano con caldo estivo ma anche con alcuni acquazzoni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 18 maggio. Sul Veneto sarà piuttosto soleggiato, qualche addensamento nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane dove potrebbero svilupparsi degli occasionali temporali in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 11 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, possibilità di qualche isolato rovescio in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque al mattino, a seguire però non si escludono dei temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile.